la proposta di legge che istituisce la figura del garante regionale per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nasce da una drammatica situazione carceraria sarda, che è un'emergenza pesante che non è solo denunciata dalle associazioni di volontariato, dalle famiglie dei carcerati e dalla stampa, ma mi risulta che diversi consiglieri, anzi numerosi consiglieri, nel corso delle visite agli istituti carcerari della Sardegna hanno davvero potuto rilevare le condizioni carcerarie in prima persona. Per cui la necessità e l'importanza di istituire la figura del garante nasce dall'esigenza di creare un collegamento, come è stato già detto proprio per definizione, tra detenuti, famiglie, associazioni, cooperative sociali e istituzioni. Purtroppo la Sardegna è in ritardo rispetto all'Europa e quindi è in ritardo anche rispetto all'Italia. Infatti tale figura è già esistente in diverse regioni italiane, è stata in molte occasioni anche motore di importanti iniziative sul territorio. La Costituzione italiana, con l'articolo 27, affermando che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha vincolato e vincola il legislatore a strutturare l'esecuzione delle pene ai fini della risocializzazione. Infatti il detenuto conserva integro il diritto alla salute e alla dignità personale e deve poter accedere, se vuole, a trattamenti di recupero in caso di tossicodipendenza o di ogni tipo, concluso l'alcolismo, anche con lo studio, con la formazione, il lavoro in carcere, l'uso del tempo anche in attività di gioco e di socialità con altri detenuti, con altri operatori laici e religiosi. A tal fine è necessaria l'istituzione di un garante non solo dell'attuazione delle intese stipulate e da stipulare tra le varie amministrazioni, ma anche per vigilare sugli interventi di diretta competenza della Regione in materia di miglioramento delle condizioni di vita delle carceri, di istruzione e formazione professionale, di lavoro intracarcerario e di reinserimento lavorativo post-detentivo, quindi di sanità penitenziaria, di interventi sanitari e sociali per la prevenzione delle devianze. Si ricorda che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti ha costantemente sollecitato le varie istituzioni a dotarsi di organi di controllo delle condizioni di detenzione e ha utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni dei difensori civici penitenziari, quelli che chiamano in Europa mediateur oppure supervisori. Quindi è da questa impostazione culturale, ancora più che giuridica, che si è arrivati alla cosiddetta la legge Gozzini dell'86, la 663, voluta da Martinazzoli. Quindi tutte le considerazioni fatte hanno imposto l'urgenza di presentare una proposta di legge che preveda l'istituzione quindi di un'autorità regionale garante delle persone private della libertà personale per il rispetto dei loro diritti fondamentali, molto spesso purtroppo violati. Quindi la proposta istituisce la figura del garante, che deve essere scelto fra personalità di alto profilo morale, con esperienza nel settore del diritto penitenziario, così come è necessario che possa svolgere la sua attività in piena autonomia e libero da qualsiasi rapporto giuridico o funzionale. Al fine di consentirgli un buon operato, devono essergli attribuite diverse funzioni, tra cui la collaborazione con le istituzioni giudiziarie e penitenziarie, con le associazioni e con gli operatori del trattamento intramenia o extramenia, quindi all'interno e all'esterno delle mura, con le direzioni degli istituti e con gli agenti e ufficiali della Polizia penitenziaria, quindi la promozione e il sostegno di iniziative culturali promosse a favore dei detenuti. Il garante dovrà favorire l'attuazione dei punti di programma indicati nei vari protocolli d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna. Infatti è stato già accennato dal collega che è intervenuto
precedentemente il problema della territorialità della pena, una legge italiana prevista e praticata in altre regioni, non applicata misteriosamente in Sardegna. Per cui è sicuramente questa una proposta di legge urgente. Si porranno tempi anche di operatività che bisogna affrontare subito, in modo tale che io mi auguro che la legge passi e che non diventi poi l'ennesima legge che passa e che dorme in Consiglio regionale. La situazione sarda è drammatica, abbiamo una inadeguatezza delle strutture carcerarie, quindi abbiamo il problema del sovraffollamento e di condizioni igieniche molto carenti. Tuttavia non è che al sovraffollamento possiamo rispondere con l'incremento di istituti carcerari, anzi noi pensiamo alla riduzione e a misure alternative. Abbiamo 12 istituti in tutto il territorio sardo, sono comprese le 3 colonie penali, che anche queste vanno assolutamente rivisitate proprio perché rispetto al passato, quando ospitavano detenuti sani, adesso ospitano detenuti in percentuale altissima malate. Si tratta di pazienti psichiatrici, pazienti con malattie infettive e chi più ne ha ne metta, per cui anche questo va rigorosamente da rivisitare. L'alta percentuale delle tossicodipendenze. Anche qui comunque andiamo oltre il discorso del ruolo del garante regionale, anche se può farsi sempre da tramite, rispetto a discorsi di misure alternative al carcere e necessità di depenalizzare alcuni reati comuni legati al problema delle tossicodipendenze. Grazie.